Potrebbe essere l'ultimo ballo del Testaccio quest'anno, sicuramente sarà l'ultimo per Simone Mirante, ma di singoli questa sera in certe occasioni è giusto non parlarne, perché in campo ci sono due squadre del calibro di Testaccio Calcio 8 e Cotton Club. La formazione di Giuseppucci, che di balli ne ha fatti parecchi in questa lega, cerca la terza finale consecutiva, record detenuto solo dal Checco dello Scapicollo, che di finali consecutive ne ha giocate ben 4. Amici di Fanner, buonasera dal Ciriaci. Si gioca la semifinale di ritorno di Serie A, si riparte dal 4-2 del Cotton Club, maturato alla Stella Azzurra nella gara d'andata. Mettetevi comodi, perché tra 50 minuti sapremo quale delle due squadre sarà l'Atletico 2000 il 16 giugno a giocarsi lo scudetto. Inizia la gara in questo istante con il Cotton Club che batte la centrata, il pallone è giocato sulla sinistra, poi centralmente Nolano supera per la prima volta il centrocampo. Come detto in precedenza, si riparte dal risultato di 4-2, il Testaccio era andata in vantaggio per 2-0 alla Stella Azzurra. Poi finì 4-2 per i ragazzi che giocano con la maglia nera, attaccano da sinistra verso destra e sono i campioni d'Italia. Hanno vinto 2 finali consecutivamente contro la Golbet che sarà impegnata questa sera al Circolo Sport City contro la Pisana. Riparte invece la formazione di Cencetti dal risultato di 2-2. Andiamo a leggere le formazioni dei giocatori in campo. Cotton Club che si presenta con Barbarella con la maglia numero 44, che è seduto in panchina dopo aver ricevuto il cartellino giallo pericolosissimo nella gara d'andata. Con il numero 6 invece Blandino, con la maglia numero 4 Cristian Conti, con l'11 Alessio Fatati, con il 9 Mirko Forcina, che questa sera parte lui titolare. Lo vedete indossare la maglia numero 9 Lefebvre Davide, con il 23, con il 24 Fabrizio Nolano, con il 5 Piccheri, che parte anche lui dalla panchina. Ricordiamolo, quest'anno è stato lui l'allenatore del Cotton Club. Con il numero 1 tra i pali Simone Santarelli, con il 10 Fabio Tinazzi, con il 21 invece il capitano Zamperini, perno della difesa del Cotton Club. Andiamo a leggere invece i ragazzi del Testaccio, con il 9 Baldassarre, con l'1 tra i pali Leonardo Boni, con il 16 Davide Buono, con il 7 Codignoli, con il 23 Colizza, Giuliani con il 17, Manni con la maglia numero 99, Filippo Mazzesi con il 44, Simone Mirante con la maglia numero 13. Era assente il mancino del Testaccio nella gara d'andata, con il numero 17 invece Perrucca Alessio Starace con la maglia numero 10. Fatti noi! Chiude la lista T6 con il 6, scusatemi, anche Simone Starace con la maglia numero 8, mentre qui c'è Simone Mirante alla battuta. Il primo calcio d'angolo della partita dalla sinistra, 2 uomini in barriera per Simone Santarelli. C'è Starace che si avvicina a Mirante, potrebbe anche cercare la porta da questa posizione. Parte Mirante, è una finta, poi il pallone sul secondo palo è allontanato subito dalla retroguardia del Cotton, che lancia in avanti sulla destra, dove Blandino non riesce ad arrivare sul pallone. Ci arriva Nolano che vince il contrasto, ancora il 24, poi il raddoppio è buono sul numero 24. Boni deve rinviarla, ha preso un gol simile nella gara d'andata, deve stare con un occhio di riguardo in quelle fasi di campo. All'andata il gol fu quello di Alessandro Barbarella, che come detto è in panchina. Fu lui a guidare la rimonta del Cotton Club, che segnò 3 reti in 5 minuti, riaprendo la partita nel primo tempo, e poi fu proprio Barbarella a chiuderla con il 4-2, il gol più bello della serata dalla sinistra del centroavanti dei campioni d'Italia, che adesso spingono sulla corsia di sinistra. In mezzo c'è Forcina. Quando lo butti, puntalo sull'esterno, capito?
Rimessa laterale dalla sinistra, siamo arrivati al 4° minuto di gara. Zamperini si incarica della battuta con le mani. In mezzo c'è Forcina, anche Blandino sul secondo palo, la sponda con il tiro di destro da dietro di Conti che va vicino al gol del vantaggio. Stai lì, non fai giocare. Stai lì. Arriva quindi il primo brivido della sfida, al 5° minuto, con Cristian Conti che è salito e a rimorchio ha sparato largo con il destro. Era rimasto immobile Boni, che sicuramente non poteva far nulla in quella circostanza. Qui ci prova invece il Testaccio, siamo sulla 3/4, prova a passare in mezzo a due ma non riesce a chiudere la sua corsa. Fabrizio Baldassarre, poi Santarelli con le mani da Tinazzi sulla sua verticale. Blandino con il tacco, Forcina finisce giù, forse spinto da Mazzesi da dietro. Arriva il fischio del direttore di gara per il fallo del numero 44. Calcio di punizione quindi in favore del Cotton Club sul fallo di Mazzesi sul pallone. Conti e Nolano. Sistema la barriera invece dall'altra parte Leonardo Boni, che ne mette 3. A difesa del primo palo sia Conti che Nolano, entrambi con il destro. Parte Conti sul muro della barriera, ma la palla è ancora viva per Mario Tinazzi. Scusate, Fabio Tinazzi, che indossa lui la maglia numero 10. Ricordiamo assente Mario Artistico per influenza. Ha saltato anche la gara d'andata. Qui è proprio Tinazzi che lotta con Mirante sotto la nostra postazione. Poi Blandino si libera di Mirante con un tacco. Ancora Blandino, passaggio velenoso. Arriva infatti T6 per primo. Riesce poi ad avere ancora il pallone sul sinistro. Ci prova il numero 6, pallone che finisce largo. Dai. È semplice, Fede. Vabbè, sul centrale facci in sicurezza, Fede, no così, alla cieca. Pallone pericoloso qui di Blandino, aveva capito tutto T6. C'è anche Baldassarre, mentre non vediamo Giuliani in campo. Il centroavanti è il miglior marcatore del Testaccio Calcio 8. Starace. Cambio di gioco di Starace, non riesce a trovare varchi per uscire il Testaccio. Allora Starace senza Fronzoli manda il pallone dalle parti di Zamperini, che di testa appoggia comodo a Santarelli. Sale Mirante, Santarelli la raccoglie con le mani, aspetta il posizionamento dei suoi, poi va a cercare ancora Forcina, che ha vita difficile questa sera con Mazzesi, che è uno dei difensori più in gamba della Lega. Fa proseguire il direttore di gara, protesta Forcina, non c'è fallo secondo l'arbitro. Allora Cristian Conti prova in verticale, pallone che non passa. Allora ne può approfittare Baldassarre, che è costretto però a indietreggiare qualche metro sulla pressione di Nolano. Pallone centrale, la spizza soltanto Forcina, poi la mette giù invece Simone Mirante. Sono 3 maglie nere intorno a lui, alla fine arriva Conti a dare una mano e la mette in rimessa laterale. Mirante non vuole perdere tempo, ha già giostrato il pallone. Nolano, ritmi altissimi in questi primi 9 minuti di gara. Il risultato è quello di 0-0. Ricordiamolo, il Testaccio deve, per portare la partita ai tempi supplementari, vincerla con 2 gol di scarto, se no sarà il Cotton Club ad agguantare la sua terza finale consecutiva in questo torneo. Qui è proprio Mirante che pensa come al solito al tiro verso lo specchio della porta, che non gli viene concesso. Allora Baldassarre gioca dietro, ancora il triangolo al limite dell'area. Starace vuole trovare il destro, calcia e trova la rete. Inizia come aveva iniziato la gara d'andata il Testaccio Calcio 8 con Simone Starace. È 1-0 al 10° del primo tempo. Tranquillo Ale, un po' più aggressivi, Si è sbloccata la gara quindi al 10° del primo tempo con Simone Starace.
Ha cercato, ha voluto e ha trovato soprattutto questo gol. Non ha potuto far nulla Santarelli sul suo destro, c'erano molti uomini a disturbare la visuale del portiere del Testaccio. Qui il solito Mirante che gioca a sinistra questa sera. Boni. Il rinvio di Boni, in zona c'è Conti che salta più in alto di Baldassarre, poi l'appoggia Davide Buono, chiama Piccheri, il pressing dalla panchina e costringe il Cotton Boni a optare sempre per il lancio lungo. Qui Conti contro Baldassarre, salta più in alto il giocatore del Cotton Club, ma alla fine è quello del Testaccio a riuscire a ottenere il possesso del pallone. Pallone allargato per l'autore del gol del vantaggio, anima di questo Testaccio calcio 8. Deve continuare su quest'onda. Pallone giocato in avanti. Blando 13. Mentre vi aggiorneremo anche sul risultato della Golbet, dove il nostro Cristiano Colagrossi sta seguendo l'altra semifinale di ritorno tra Golbet e Pisana. In quel caso si riparte dal risultato di 2-2. Qui il risultato invece è cambiato, è il Testaccio a portarsi in vantaggio, esattamente come nella gara d'andata. Poi replicò in quella circostanza Giuliani. Pallone verso Baldassarre, letto benissimo da Conti. Allora Nolano la gira sulla sinistra, ancora Nolano prova a far passare il pallone sul suo piede sinistro. Starace che sta giocando terzino sinistro, di solito siamo abituati a vederlo in mezzo al campo. Qui ancora Starace che lotta con Blandino, vediamo di chi è il possesso del pallone. Dovrebbe essere fallo di Starace, quindi il possesso del pallone è per il Cotton Club. L'andata segnarono Luziatelli e Giuliani, mentre per il Cotton Club la doppietta di Barbarella, Blandino e Fatati. Qui invece è arrivata la 15ª rete stagionale di Starace. Qui Mirante con un po' di fortuna prova a passare, poi Tinazzi scucchiaia il pallone in direzione di Nolano. Cristian Conti, mentre Giuseppucci chiama Barbarella ad alzarsi dalla panchina. Ricordiamolo, sono pericolosissimi i cartellini gialli per quanto riguarda la finale che si giocherà il 16 giugno all'Atletico 2000. Qui forse un contatto all'interno dell'area di rigore. Il direttore di gara indica il dischetto, sarà calcio di rigore per il Cotton Club. Arriva anche il cartellino giallo per Filippo Mazzesi. Continuano le proteste del Testaccio, in particolar modo di Starace, mentre ha sistemato il pallone sul dischetto Fabrizio Nolano. Zappe, preventiva. Sali. Alessio, arbitro, cosa dobbiamo fare? Ancora qualche secondo per le accese proteste di Starace, è pronto a partire Nolano, parte sul dischetto, tocca Boni, ma il pallone finisce ugualmente in rete. Arriva il 16° centro stagionale di Fabrizio Nolano, è 1-1. Si ricomincia quindi tutto quanto da capo. È arrivata la rete dopo 5 minuti del Cotton Club, ha segnato Fabrizio Nolano da calcio di rigore, ha toccato anche Leonardo Boni
stato sfortunato l'estremo difensore, ma ha tirato molto violento con il suo piede preferito Nolano. Qui Starace, quindi è tutto da rifare dopo che Mazzesi ha commesso fallo di rigore. Qui arriva il fischio del direttore di gara, il fallo è conquistato questa volta da T6. Starace non aspetta neanche un secondo per battere, forse la posizione non era neanche quella corretta. Riparte T6 in cabina di regia, prova a passare in mezzo a due avversari. Baldassarre con il fisico prova a far sportellate con Conti che gli dà qualche centimetro, il pallone scivola fuori dalla linea di fondo. Santarelli quindi andrà alla rimessa che, ricordiamolo, deve essere effettuata obbligatoriamente con le mani. Santarelli verso Forcina, capisce tutto Starace, che dà un'occhiata al direttore di gara che era a pochi passi, giustamente assegna il fallo al numero 8 sotto la nostra postazione. Ha già battuto ancora Starace a cercare Mirante, il numero 13 prova a farsi vedere, a prendere in mano questa corsia insieme a Starace, lo appoggia infatti il pallone al numero 8 che è costretto però a ricominciare tutto quanto da capo. A Mazzesi, difensore centrale del Testaccio, ma con il vizio del gol. Sono 12 le reti di Filippo Mazzesi quest'anno. Zamperini prova a passare Fatati, che ha conquistato il calcio di rigore. Qui Baldassarre con un numero, accelera sulla destra, la conclusione, accarezza il palo alla sinistra di Santarelli, palla larga. Ci buca la porta così se tu non fai qua la marcatura. E poi mi dici sono arrivato in ritardo, c'ha ragione. Ma sti cazzi li recuperiamo, ma che me frega a me? Santarelli, Forcina, qualche protesta tra Forcina e T6. Ha già ripreso a giocare però Davide Buono con la palla sul suo destro, prova ad inventare verso Baldassarre, il pallone è troppo lungo, palla sul fondo e rimessa. Se te va, se mi fai il favore di tirarla su. Fabri, dai, dai, fa. Fatati si lotta sulla corsia di destra. Nolano, Cristian Conti, Tinazzi sulla destra, esce fortissimo Mirante, il pallone passa per Blandino che prova con un velo a liberarsi di Starace, che ha capito tutto con qualche secondo d'anticipo, conquista la rimessa con le mani quando siamo arrivati al 16° minuto del primo tempo. Qui Mirante viene atterrato da dietro da Tinazzi, ha già battuto Mazzesi, ma il pallone è da spostare di circa un paio di metri. Secondo il direttore di gara arriva ancora un segnale dal direttore di gara nei confronti di Mazzesi, che sta forse esagerando con le proteste. Si può comunque proseguire con Perrucca. Pallone per Starace, la mette giù benissimo il numero 8, poi Mirante controlla male, ma troppa fretta Nolano a servire sulla destra Blandino, che invece aveva fatto qualche passo verso di lui. Dovremmo stare ancora 0-0 sull'altro campo, non ci arrivano notizie. Mirante invoca il pallone sulla sinistra Starace, lo ascolta Mirante, allora Starace vuole fare tutto da solo, ma Blandino gli porta via il pallone da dietro. Pulitissimo l'intervento del numero 6. Mazzesi, Mirante, Baldassarre di testa, con qualche difficoltà prova a riporla Buono, ma lo fa andando dai piedi di Fatati. L'ultimo a toccare qui a Baldassarre, quindi rimessa laterale Cotton Club, che può riposizionarsi in campo Conti. Mentre la Pisana è avanti 2-0 con la Golbet. Risultato a sorpresa allo Sport City. Il destro, qui è bravo Boni a metterla in calcio d'angolo sul destro potente di Blandino. Mentre la Pisana avanti 2-0 allo Sport City. Calcio d'angolo dalla sinistra. Movimento in area di rigore, c'è soprattutto Conti a tagliare sul secondo palo. Boni legge bene la situazione, la rimette subito tra i piedi di Mirante, che è pericolosissimo quando accelera. Allarga sulla destra e il calcio d'angolo questa volta è dall'altra parte, anzi no, è rimessa laterale con Baldassarre. Arriva però il direttore di gara che assegna l'angolo al Testaccio. 3 contro 1. Occhio! Occhio, questo fuori! Dietro! Blandino!
Prendi palla uomo. Zappe. Praticamente sono tutti a saltare, tranne Mirante che attende fuori il pallone per Tisei che di testa cerca il primo palo. Santarelli è attento a metterla in rimessa laterale, sta spingendo però il testaccio qui con Mirante che allarga ancora in zona di destra. C'è il time out chiamato da Piccheri, vuole perfezionare qualcosa. Ovviamente il time out arriverà quando il Cotton recupererà il possesso del pallone che è ancora sulla destra e ancora per i ragazzi in maglia bianca, mentre è entrato Codignoli sulla tre quarti, non calcia il numero 7, c'è Mirante che vuole il pallone, Codignoli prova ad inventare verticalmente, il pallone non passa, allora Forcina in mezzo a due maglie bianche deve tenere il possesso del pallone, ma è bravo Perrucca a mettergli davanti il fisico e allora è rimessa laterale, ma per il direttore di gara è del Cotton, quindi arriva il primo time out della partita. Capito? Cristian, vieni, Mirko, vieni di corsa. Adesso venite. Ma guarda, se la palla fa così, non puoi fare così. Oh, ma chi c'è là? Io non lo so perché era lenta. C'è sei te sul secondo palo, eccola la lettura. No, i tre difensori sono Fabio primo palo, Cristian centrale, tu secondo palo. Se ti passa lenta sopra, vai alla ricerca della centrale, raga. Sì, ma tu giochi sempre centrale quando Cristian non c'è. Se Cristian fa il centrale, tu vai il secondo. Ma la Lecci è lenta, in generale, vediamo. Oh, guarda, venite qua. Vitto. Sì, non esce Barbarella a destra e Baldino centrale. Baldino, quello è bravo, anche se io non è bravo, perché è dell'1-2. Seguilo. Oh, Barba, parti da qui. Oh, fase difensiva Barba, fase difensiva stretto, fase difensiva là. Barba, scarica sta parte. Oh, solo scoppio veloce, non lento. Santa! C'è la doppia opzione, mo Santa! Si riparte dopo il time out chiamato dal Cotton Club, c'è stato qualche cambio, è entrato Barbarella, lo vedete indossare la maglia numero 44, non sta occupando il ruolo di centroavanti ma vuole Piccheri far partire il suo bomber sulla corsia di destra ed impegnare Mirante che sembra essere arretrato di qualche metro. Non arriva il fischio del direttore di gara, si può proseguire con Codignoli centralmente che si libera di Blandino con un tunnel, poi sul secondo palo cerca il movimento di Baldassarre che la fa rimbalzare, arriva lo stesso sul pallone in mezzo a due avversari, ma c'è Tinazzi che non molla un centimetro, poi finisce giù e conquista il calcio di punizione. Si è spostato Mirante sotto la nostra postazione, proprio lui a marcare Barbarella, è uscito Starace, l'autore del gol del vantaggio del Testaccio che adesso ha l'opportunità con Baldassarre, ma è bravo Conti a tenere a bada il numero 9 e a coprire l'uscita di Santarelli. Santarelli con le mani a cercare Barbarella che mette giù il suo primo pallone della gara, qui Mirante entra scomposto da dietro e arriva il cartellino giallo per Simone Mirante. Me lo so scioccato! È dall'arbitro, Guarda, dato il fallo, dato è qua, non ho detto niente, caro. Veloce però, signori. Tinazzi
Pallone sulla sinistra, prova a metterlo in mezzo Zamperini, verso Fatati, poi Blandino con il sinistro, Barbarella la mette giù, Codignoli gli mette il corpo davanti, finisce giù Barbarella, non c'è fallo, allora Codignoli può superare il centrocampo, non ci sono varchi però per servire Tisei che si era messo in posizione per ricevere il passaggio orizzontalmente, allora per Rucca, Mazzesi, Mirante, altezza di centrocampo, ci prova, anche da qui Mirante calcia male con il sinistro. Vai via ora, crea superiorità su Fatati, Barbarella, devi partire da qua. Santarelli, Tinazzi, Barbarella, Mirante, centralmente Blandino, elegantissimo lo stop, poi il destro di Blandino, Boni si distende, super parata dell'estremo difensore del Testaccio, calcio d'angolo. È il secondo per il Cotton Club. Cercato Barbarella sul secondo palo, Boni arriva prima di Zamperini che poi lo disturba, non può rinviare il pallone, Mazzesi si lamenta ancora con il direttore di gara, deve stare attento al numero 44 con le proteste, mentre il Testaccio è già dall'altra parte. Codignoli danza sul pallone, riesce con difficoltà a mantenere il controllo, poi Tisei attaccato da Blandino, lotta tra due numeri 6, alla fine Mirante, c'è Mazzesi largo, Mirante invece cerca per Rucca dalla parte opposta del campo, è costretto a indietreggiare Forcina, da una mano il numero 9, importante il suo contributo anche in fase difensiva. Arriva il recupero di uno dei due direttori di gara, saranno 60 secondi al cambio campo, mentre il punteggio allo Sport City è sempre lo stesso, la Pisana è avanti per 2-0. Vai, riprendi posizione. Vieni su qua. Ecco. Tinazzi, salitazione con pallone di Santarelli a Tinazzi, poi Tinazzi di solito cerca il lancio sulla corsia di destra dove c'è Barbarella, Barbarella non era in posizione, quindi ha cercato Forcina che di testa non ha le stesse qualità di Alessandro Barbarella. Buono, Tinazzi, Barbarella con il sinistro, Tinazzi, dribbling rischioso di Tinazzi su Baldassarre, se ne libera però bene il numero 10, poi centralmente Blandino protegge il pallone, anzi scusate è Fatati che cerca Forcina, gioco di gambe del numero 9 che prova a liberarsi di due, adesso sono 3 maglie bianche, alla fine riesce a tenere il possesso del pallone, metterla dietro per Tinazzi che allarga bene per Fatati, la mette giù il numero 11, vuole andare all'1 contro 1 contro Perrucca, ancora Fatati, gioco di gambe, se la vuole portare sul sinistro, riesce ad arrivare sul mancino, il pallone resta ancora lì, copre anche Mazzesi da una mano a Perrucca, alla fine l'ultimo tocco del ragazzo con la maglia bianca, ma non c'è più tempo, si va al cambio campo sul risultato di 1-1. Sta per riprendere il secondo tempo, si rinizia dal risultato di 1-1, formazioni ovviamente a campo invertito, da sinistra verso destra attacca il Testaccio, da destra verso sinistra invece con il consueto completo nero con il tricolore sul petto. Ricordiamolo, sono 2 anni che il Cotton Club vince la finale della Serie A della Lega Calcio 8. Il Cotton attacca quindi da destra verso sinistra, c'è stata qualche modifica all'interno della formazione con l'uscita di Nolano e l'ingresso di Barbarella, mentre per il Testaccio è rientrato Starace. Sull'altro campo invece allo Sport City il risultato è sempre quello di 2-0, in questo caso la finale sarebbe Cotton Club Pisana Calcio 8. Blandino, pallone che passa per Forcina, vuole andare all'1 contro 1 contro Mazzesi, è bravo a dare una mano Starace. Boni, Perrucca, Codignoli allarga bene sulla corsia di sinistra, prova ad avanzare il Testaccio, il pallone però è allontanato dal solito Cristian Conti. Nico, fermo là, fermo là. Ma quando stavi 2-0 già là la palla. Sì, zitto. Alessio, che stai in mezzo avanti, zampe accorcia. Rimessa laterale. Vai Ale. Allora può approfittarne Forcina che allarga per Fatati sulla sinistra. Pericolosissimo il numero 11 quando va a puntare l'avversario, in questo caso l'avversario è Codignoli, il doppio passo di Fatati.
Dietro c'è Blandino, Fatati cerca il traversone, alla fine Codignoli gli si mette davanti, non c'è fallo per il direttore di gara, si infuria la panchina del Testaccio, ma la rimessa laterale è proprio per il Testaccio, sembrava fallo, al massimo rimessa per il Cotton. Qui Cristian Conti finisce giù, per il direttore di gara è solo palla il numero, in mezzo a due avversari di Buono, chiama il fallo Piccheri dalla panchina per fermare la transizione, arriva la deviazione. Mentre è entrato il numero 5 del Testaccio sulla lista, non abbiamo il nome, lo chiederemo alla prima pausa. Qui Codignoli prova dalla distanza per Santarelli, pallone è buono per Davide Buono, Starace centralmente, Mazzesi con il colpo di tacco, si è già spostato Mazzesi in fase più offensiva e infatti il Testaccio è un po' scoperta. Qui Barbarella con il tacco prova a far passare per Forcina che viene toccato da Leonardo Boni, arriva il fischio del direttore di gara, sarà il secondo rigore per il Cotton Club. Vediamo il colore del cartellino è giallo per Leonardo Boni e calcio di rigore Cotton. Barbarella copri quel buco, vai, calcio d'angolo a favore, copri quel buco. Cristian, lo tiri tu Cristian, no, tiro tu. Cristian, lo tiri tu. No, perché neanche sa come calciare, neanche lo sa. Oh, se deve sbrigarsi là, no! Brando, mettiti bene, vieni qua, stai qua. Alessio, stai qua. Sistema il pallone con cura Cristian Conti, andrà lui, Nolano è in panchina, Conti addirittura con il cucchiaio, si butta Boni, il Cotton Club passa a condurre, è 2-1, adesso il Testaccio ne deve fare 3 per arrivare ai supplementari. Piano, Zappe, giochiamo a pallone. Cotton Club quindi che è passata a condurre, secondo tiro dal dischetto della serata. Sacrosanto il rigore fischiato questo su Forcina, ma l'azione è praticamente nata tutta quanta da Barbarella che ha strappato un pallone dalla difesa, lo ha controllato poi con il tacco, è andato da Forcina che si è allungato quel che bastava il pallone per farsi toccare da Leonardo Boni. Qui Codignoli, arriva il fischio del direttore di gara, questa volta è gamba tesa di Tinazzi, calcio di punizione, si avvicina Starace al pallone. Non uscire da quella zona, fase difensiva, non uscire da essa al centro. Non ti aprire! Oh! L'ho visto Pelleggi. Cristian, Fabio! Non c'ha più voce. Fabio! Calcio di punizione per il Testaccio che ha l'opportunità di portarsi subito sul pareggio. Il calcio di punizione ovviamente di seconda per il fallo fischiato per gamba tesa a Tinazzi. La conclusione con il destro violentissima qui del numero 5 del Testaccio che sorvola alta la traversa. Santarelli, Fatati la mette giù a qualche spazio per provare a saltare Mazzesi che non si fa sorprendere, allunga il gambone il numero 44 e fa ripartire la manovra offensiva sulla sinistra, ma Barbarella è bravo a fermare la transizione. Poi Buono da Starace, Perrucca larga a destra, invece si passa per vie centrali da Filippo Mazzesi. Buono
entrato in campo con la maglia numero 23 per il Cotton Club Lefevre, mentre qui il Testaccio ancora in possesso del pallone con il numero 10 che prova a passare in mezzo a 2-3 avversari, poi arriva il fischio del direttore di gara su Alessio Starace che è appena entrato in campo, punizione da posizione più che interessante. Santa! Oh! Santa! Giappe! Esci un secondo prima! Esci! Quattro immobili! Cocco, non ti va a toccare, Cocco! Oh! Santarelli in linea con la barriera, sul pallone c'è Simone Starace, Codignoli disturba la visuale di Santarelli, la conclusione con il destro contro il muro della barriera, mentre la Golbet ha accorciato le distanze, è 2-1 allo Sport City. Calcio d'angolo sul secondo palo, Barbarella di testa, allontana il pallone, poi Zamperini, alla fine Barbarella, Codignoli scalcia. Vediamo qual è il colore del cartellino, il direttore di gara estrae il cartellino rosso, Testaccio che rimane con un uomo in meno, espulso Codignoli. Serve questo, serve! Lo vedi che è sempre lui, serve! Portate fuori, fate il cazzo del paura, va! Sempre lui, io! Fabio! Landino! Fallo! Tirarsi a tutto come il culo tuo! Due volte! Come si mettiamo, Arbitro! Cartellino rosso per Codignoli, Testaccio che dovrà giocare questi ultimi 15 minuti con un uomo in meno e sotto, soprattutto con il punteggio che recita 2-1 per il Cotton Club qui al Ciriaci. Fabio accorcia! Prova a staccare di testa Lefevre. È preso! Mazzesi per Rucca, sale in pressing Lefevre. Boni con il destro, ma in zona c'è solo Tinazzi che si accontenta della rimessa laterale. Barbarella, Lefevre che ha preso il posto di Forcina. Zappe, mi ascolti? Sulla posizione che hanno fischiato là, devi salire prima. Alessio Starace restituisce il pallone a Tinazzi che va con le mani, Barbarella allunga la gamba. Il Testaccio prova dall'altra parte con Conti che fa sportellate con il numero 5 del Testaccio, finiscono giù tutti e due, il fallo è di Cristian Conti. Arriva il cartellino giallo per Conti. Cristian, va in barriera per favore. Oh, stai mal bianco, oh! Come se l'ha svegliata,
la barriera. Fabio, ne metti sulla palla, per favore. Chi c'è? Io. Barella, barriera non ti devi aprire. Allora, questo scappa la palla, è bravo di piede, ti dico, togli spazio. Non arrivi a camminare. Te muove. Lisciato ieri. Concentrato! Calcio di punizione dopo il time out per il Testaccio, la conclusione, forse a toccarla è stato Santarelli. Il pallone ancora per le maglie bianche. Mirante deve andarlo a prendere dopo la bicicletta di Tinazzi. È proprio Mirante che va con le mani a cercare Mazzesi, che forse allarga un po' troppo il gomito. Non è dello stesso avviso il direttore di gara. Il pallone ancora messo dentro per Conti. Attenzione, ha già ammonito Cristian Conti. Cerchiato il direttore di gara da Mazzesi e Starace, che vogliono il secondo cartellino giallo. L'arbitro non è dello stesso avviso, quindi sarà semplice calcio di punizione, nessun provvedimento per Conti. Date una calmata però, date una calmata, tanto intelligente per quello che dice. Ennesimo calcio di punizione per il Testaccio, che ne ha battuti già 3-4 in questi ultimi 2 minuti. Questa volta parte Mirante, il sinistro del numero 13 si infrange sul palo. Sì, ci stiamo scaldando. Senza parlare. Canta con la testa. Rimessa con le mani di Tinazzi, mentre Conti ha chiesto il cambio. Qui Lefebvre prova a passare, ma commettendo fallo ai danni di Mazzesi. Ha già battuto Leonardo Boni, che serve sulla sinistra Mirante. Zamperini senza Fronzoli con il sinistro, più lontano che può. In zona c'è solo Mazzesi. Sale a piccoli passi il 44. Buono, centralmente Tisei. Starace, Mazzesi, Mirante. Vengono in due a disturbare il controllo di Mirante, che poi non esita a metterla dentro con le mani, ma il direttore di gara ha fischiato, si deve ripetere la rimessa con le mani. Zamperini, Blandino, Conti, ascolta la panchina, va a cercare Barbarella, Fatati, il rimpallo, poi Starace, pressato da Fatati, non può rischiare lì il numero 8 che conquista il calcio di punizione, ma poi è troppo superficiale nel passaggio per Tisei, che non riesce ad arrivare sul pallone, mezzo metro lungo. Blandino, Fatati, Mazzesi, arriva sul pallone Fatati per Lefebvre, che la può chiudere il sinistro, anzi scusate, il destro di Lefebvre. Boni gli chiude lo specchio della porta. Difensore, difensore centrale. Difensore centrale. Fare il cambio il Cotton Club, esce Cristian Conti ed entra in campo Nolano. Sono passati 16 minuti. 9 più recupero, il risultato è quello di 2-1, ma ricordiamolo, il Cotton Club è con un uomo in più per l'espulsione di Codignoli, arrivata al 9 della ripresa. Tisei, pallone che passa centralmente, prova a passare il numero 5, poi Zamperini si aiuta con il corpo, finisce giù. Le proteste ancora del Testaccio, ma non c'è nulla per l'arbitro.
Alessandro, ma sono amici tuoi loro, ma che cazzo ci parli? Ma che gli frega, ma sta zitto! Porco Dio, sa quello che parliamo con l'altri! Davide, più tranquillo, va bene, va benissimo. Palla restituita a Santarelli. Mentre la Pisana avanti allo Sport City e conduce per 3-1. Palleggio! Stretto Fabio! Zappe! Blandino. Zappe preventiva che ti fa... Tinazzi. La spizzata di Mazzesi provvidenziale, c'era Lefebvre in agguato sul secondo palo. Ovviamente con molta calma va sul pallone Fatati. 18° minuto del secondo tempo. Siamo sempre 2-1. Calcio d'angolo per il Cotton Club, battuto fuori per Nolano. Il destro di Nolano. Mazzesi con la testa, salva Boni, poi Buono con il sombrero su Fatati. Ancora Buono che allarga per Starace, prova a superare Barbarella che non lo molla. Allora Starace va centralmente da T6, Buono, c'è Mirante largo a destra. E cerca la posizione giusta per il pallone, ecco che gli arriva dai piedi di Mazzesi. È Mirante contro Fatati, questa volta se la porta sul destro, prova a passare ma c'è Blandino davanti che gli sbarra la strada. Allora Fatati in mezzo al campo per Lefebvre, non si capiscono l'11 e il 23. No, no! T6. Esci Zappe! Fabio stretto! Nolano! Alessio, traiettoria! Il pallone verso Santarelli che con molta calma lo blocca, poi va al rinvio con le mani a cercare Barbarella. È praticamente un 3 contro 2. Barbarella prova a saltare Starace che non si fa sorprendere, finisce giù Starace. Anzi scusate, Barbarella con troppa facilità. Allora Buono centralmente, ancora l'ennesima lotta con Zamperini che è ancora la meglio. Poi Nolano, Tinazzi. Alessio vai via! Alessio vai via! Solo! Tinazzi apre sulla destra, il pallone è troppo lungo. Non può arrivarci Lefebvre. Dall'altra parte Blandino tocca quel che basta per favorire l'uscita di Santarelli. Tinazzi. Nolano. Barbarella contro Starace, conquista il calcio di punizione il numero 44. Mentre la Pisana ha arrotondato e conduce 4-1. Ale, a piezza! Portala! Barbarella, stai bloccato! Fatati. Era fuori fallo bianco. Poi disattenzione. Oh dai, da! Azione precedente. Se l'arbitro non ha ancora dichiarato e tira là, è gol. Non è nostra. Oh, stanno a giocare! Si riprende dopo l'infortunio a Simone Mirante. Qui facciamo un grosso in bocca al lupo. Qui invece esce Boni su Lefebvre. Il risultato allo Sport City è sempre quello di 4-1 per la Pisana. Sono circa 3 minuti al termine. Qui Baldassarre prova a passare, Nolano. Santarelli. Mazzesi, Buono con il tacco, prova a girare, questa volta Zamperini commette fallo. Alessio! Landò, non sei più centrocampista. Barbarella, barriera con Fatati. Davide, barriera! Fatti noi, Santa! Cosa manca? Più minuti. Più recupero. Arbitro! Dopo il calcio di punizione ci sarà il time out
chiamato da Piccheri, mentre il Testaccio Calciotto può provarci ancora da calcio piazzato, pallone che si infrange sulla barriera, poi Tinazzi la spedisce fuori dal circolo. Zappe, centro porta, non là, centro porta. Mazzesi, pallone di ritorno per Mazzesi che supera con una bellissima finta Blandino, poi Buono di prima intenzione, calcia, ma male con il destro, time out di Piccheri a 2 dal termine. Andiamo giù. Vabbè, oh. Raga, devo abbassare la voce, non ho visto. Quello del James è là, il James è il pallone quello meglio. Leva, dai. Tira sul pubblico. Santarelli, mancano 120 secondi più recupero, direttore di gara che ha fermato il tempo sull'infortunio di Mirante. Il nostro cronometro invece ha continuato a correre, la Golbet ha accorciato 4-2, ma anche lì la partita è agli sgoccioli. Barbarella prova con un miracolo a tenere vivo il pallone, poi Starace con le mani, Mazzesi sulla mediana, Mazzesi la alta, Zamperini con il petto, poi con il sinistro la mette avanti Fatati contro Mazzesi, gomito troppo largo di Mazzesi, calcio di punizione conquistato dal Cotton Club. Blandino, Tinazzi, morbida l'apertura ancora per Blandino, centralmente da Nolano che viene toccato in maniera irregolare. Batte Zamperini, Nola. Buona Nola. Guarda che si è fatto male uno nostro, siamo andati a piar ghiaccio, non stai 3 ore là, no, fagli male. Mi rompete il cazzo, profondità, adesso. Dai, rompete il cazzo. Io non ho problemi, Fabrizio. Nola, già devo giocare a pallone. Sei Blandino. Mirko, che devo fare? Non ho capito. Nolano, Blandino. Tira su Zampe, tira su, non rischia. Oh, Blandino, sei stretto. Zamperini. Bravo. 2 minuti. Buono. Poi Zamperini, il pallone dietro, Blandino per Santarelli. Aspetta qualche secondo per andare al rinvio. Tra poco dovrebbe arrivare l'entità del recupero. Palleggia. Dale, vai. Blandino. Apertura di Blandino per Tinazzi. Barbarella. In mezzo c'è ancora Forcina. T6. Starace. Sfera allargata sulla destra dove ha spazio per salire Baldassarre. Buono, la tocca verso proprio Baldassarre, non si intendono i due. Allora Blandino arriva per primo, vicino c'è Nolano. Blandino vuole fare tutto da solo, prova a convergere verso il centro del campo, non gli viene concesso. Allora Zamperini, Blandino allarga per Tinazzi, solita apertura sulla destra, Tinazzi uno sguardo invece dall'altra parte a sinistra, non ci sono i varchi per allargare in zona Forcina. Allora Blandino con molta calma può avanzare, andare in verticale proprio da Forcina, in mezzo a 2 avversari, viene scalciato, calcio di punizione, vediamo se c'è il cartellino giallo.
Santa, lo fai il favore Santa? Oh, vedi guarda. Guarda. Sentito Zappe. Baldassarre deve indietreggiare un paio di metri, anche se siamo lontani dalla porta di Boni, deve essere rispettata la distanza. Nolano ha già battuto per Forcina che prova a tenerla lì. La mette dentro Forcina, Barbarella con il sinistro. Barbarella difende. C'è esci Nolano. Fatati, Forcina, arriva il triplice, fischio del direttore di gara. Il Cotton Club batte per 2-1 il Testaccio, calcio a 8, entrambi gol su calcio di rigore, conquista la terza finale consecutiva. Sarà quindi impegnata il 16 giugno l'Atletico 2000 contro la Pisana Calcio 8 che ha battuto per 4-2 la Golbet allo Sport City.